In attesa del verdetto che sarà ufficializzato a metà febbraio, Agrigento ha già vissuto una giornata memorabile, una città in festa, cuore pieno di orgoglio e grande spirito di appartenenza, aspettando il riconoscimento. Agrigento è nella shortlist delle 10 località finaliste, potrebbe dunque fregiarsi del titolo di capitale italiana della cultura 2020. Un sentire comune, avvertito e celebrato, rullo dei tamburi, corteo, gruppi folk ed esibizioni. Poi in piazza Stazione oltre 10.000 persone hanno assistito alla grande kermesse musicale con il concerto finale dei Noti. I suoi occhi come Ad aprire la serata una delle beniamine di Agrigento, Loredana Errore, sul palco anche quartet folk, Tom Sinatra, Nene Sciortino e Camorria, la sand artist Stefania Bruno e i Dioscuri. Il sindaco Firetto, prima che calasse il sipario, ha ringraziato quanti si sono spesi gratuitamente per il successo dell'evento. Oggi si trova a Roma al Ministero dei Beni Culturali per l'audizione davanti alla commissione che dovrà decidere la città capitale. E ieri la delegazione agrigentina è stata individuata e salutata da Papa Francesco. Ecco le sue parole all'Angelus in piazza San Pietro. La rappresentanza della città di Agrigento, a cui esprimo apprezzamento per l'impegno di accoglienza e integrazione dei migranti. Grazie di quello che fate.